gioco bene a calcio, faccio belle azioni. Proprio io faccio sempre quasi gol, ma però le faccio sempre fuori. È proprio vero, il sorriso dei bambini ci riempie sempre di gioia. Campionato di prima categoria, subito i risultati, parliamo del girone A, siamo giunti alla 10ª giornata di ritorno, oggi domenica 16 marzo 2014. I risultati insieme alla nostra Giulia. Ezio Roma, Bagheria 5-3. Bonagia Sant'Andrea, Bolognetta 2-3. Città di Casteldalcia, Città Isola delle Femmine 3-0. Don Orione, Equipe Comprensorio Palermo 1-2. Campobello, Iatina Pro Monreale 5-1. Sparta Palermo, Partinico Audace 0-0. Allora, Borgata Terenove che praticamente ha riposato, ne ha approfittata l'equipe che ha vinto fuori casa, ma credo che ormai i giochi sono fatti. Alessio. Sì, era la giornata del Partinico Audace che poteva accorciare notevolmente, poteva prendere altri 3 punti al Borgata Terenove che a 3 giornate dalla fine potevano riaprire il discorso primo posto. Non è successo, il Borgata Terenove ora a 3 giornate alla fine ha 6 punti di distacco e vola verso il campionato di promozione. Ne approfitta l'Equipe Palermo che si prende il secondo posto, ok anche il Casteldaccia che vince in casa per 3-0 contro il Città Isola delle Femmine. Da segnalare la bagarre che c'è in zona play-out perché in 4 punti abbiamo Bagheria, Sparta Palermo, Campobello, Don Orione, Iatina Pro Monreale ed Ezio Roma. E solo Campobello ed Ezio Roma hanno vinto, quindi classifica sempre più corta. Sempre più corta e quindi anche le prossime 3 domeniche potranno regalarci altre emozioni in questo girone A del campionato di prima categoria. E adesso passiamo al girone E, sempre di prima categoria, dove il Trecastagni addirittura ha perso fuori casa, ma ne ha approfittato il Calatabbiano che vincendo 4-0 addirittura, adesso si trova solo 4 lunghezze di distanza dal primo posto. Guardiamo i risultati insieme a Giulia. Città di Aci Catena, Città di Aci Sant'Antonio 2-2. Messina Sud, Desport Gaggi 3-4. Calatabbiano, Ionica Football Club 4-0. Russo Sebastiano, Lineri Mister Bianco 2-1. Aci Bonaccorsi, Milo 3-2. Real Santa Venerina, Sporting Club Giardini 0-0. Robur Trecastagni 3-0. A Letojanni il Trecastagni perde una partita importante, soprattutto perché il Calatabbiano vincendo insomma accorcia ancora di più la zona altissima di questo girone del campionato di prima categoria. Il commento di Alessio, nel frattempo possiamo anche vedere la schermata della classifica per avere un quadro ancora più dettagliato. Sì Ettore, perché se nel girone A il Partinico Audace non aveva fatto il suo dovere, lo ha fatto il Calatabbiano che si porta a -4 dal Trecastagni che dopo aver dominato un campionato rischia di rovinare tutto. Comunque ci sono 4 punti di vantaggio che danno sempre sicurezza. Da segnalare il pareggio dell'Aci Sant'Antonio che grazie alla sconfitta del Milo porta il distacco tra le 2 squadre di 10 punti e al momento si farebbe solo la finale Calatabiano-Aci Sant'Antonio in zona playoff. Strano perché il Milan insomma ha tenuto testa per buona parte del campionato, esatto. Sembra un po' avere mollato in questa parte finale. Una realtà che ha deluso. Infatti. E adesso un altro girone, il girone F di prima categoria, subito i risultati di questa 10ª giornata di ritorno. NBA Mister Bianco, Gravina San Paolo 1-3. Cometa Biancavilla, Ciclope Bronte 3-1. San Giovanni La Punta, Città di Mascalucia 0-1. Belpasso, Città di Valverde, rinviata. Città di Maletto, Real Adrano 2-3. Città di Catania, Real Città di Paternò 2-2. Città di Randazzo, Tre Mestieri e Tenneo
1-0. Come avete potuto notare, la partita di Belpasso tra Belpasso e Città di Valverde non si è disputata perché un lutto ha colpito la squadra del Valverde. Il papà di un giocatore, Lo Cicero, è scomparso e quindi è stata chiesta giustamente è stato chiesto un rinvio della partita. Non ne ha approfittato comunque il Città di Catania, che ha soltanto pareggiato in casa. Alessio. Sì, Ettore, tutta la redazione di Penalty si unisce al lutto che ha colpito il Città di Valverde, nella fattispecie Lo Cicero. Quindi il Valverde si ferma, non gioca a Bronte, il Città di Catania pareggia e non approfitta di questo stop. Ne approfitta invece il Randazzo, che accorcia e riaccende qualche barlume di speranza per il discorso primo posto. Vince il Mascalucia, che è stabile al quinto posto sempre simbolico per la differenza che c'è di punti con il secondo posto. Quindi sarà ancora, insomma, tutto da decidere già dalle prossime settimane. Sì, il trio di testa darà ancora divertimento a tutti coloro che seguono il girone di prima categoria. E chiudiamo adesso la prima categoria con un altro girone, il girone D. Possiamo già far vedere la schermata dei risultati di questa 10ª giornata di ritorno, dove abbiamo visto ancora una volta il Belvedere vincere alla grande, addirittura per 7-0 nei confronti del Città di Augusta. Il Marina di Ragusa insomma, tiene ancora vive le speranze di agguantare il primo posto. Guardiamo i risultati insieme a Giulia. New Pozzallo, Atletico Militello 0-0. 0-0. New Team, Atletico Scicli 2-3. Città di Canicattini, Carlentini 4-0. Belvedere, Città di Augusta 7-0. Marina di Ragusa, Floridia 3-0. Sporting Eubea, Frigintini 3-1. Megara Augusta, Ellenica 2-2. Seppur vincendo con 7 reti nei confronti della Città di Augusta, ancora il Belvedere non può scrivere la parola fine in questo girone, perché il Marina di Ragusa insomma, non molla. Alessio? Non può festeggiare assolutamente, il Marina di Ragusa è sempre lì. Questo era il girone più equilibrato, nelle zone più alte. Il cammino un po' lento di Megara, New Pozzallo ed Eubea hanno fatto sì che la lotta diventasse solo tra Belvedere e Marina nelle zone alte della classifica, mentre a differenza del discorso primato, in zona play-out, specie ancora di più nel discorso ultimo posto, è assoluta bagarre, perché il Città di Augusta, affamato di punti, perde 7-0, il Frigintini cade fuori casa contro lo Sporting Eubea, l'Ellenica prende un solo punto, quindi comunque l'equilibrio in quella zona non trova soluzione non trova altre soluzioni in classifica, e quindi ancora dovremo aspettare. Ecco, volevo fare una precisazione riguardo ai risultati di questo girone. Il New Pozzallo ha vinto 5-2 nei confronti dell'Atletico Militello, quindi non è finita 0-0, ma ha quindi vinto la New squadra. Pozzallo terzo a 47, Atletico Infatti, Militello quartultimo con vince la 18 squadra punti. siracusana. E adesso parliamo di calcio a 5, siamo in chiusura, tra poco vi daremo anche lettura dei risultati del campionato di Serie C1 regionale, però prima volevo parlare con Ivan. Ivan, il fenomeno calcio a 5 devo dire che negli ultimi anni ha avuto un grandissimo successo, grandissimo seguito. Credo che comunque forse finalmente gli sponsor si stanno avvicinando a questo circo del calcio a 5. Beh, in questo periodo che la crisi è tangibile a tutti quanti i livelli, un po' meno. In passato devo dire che ci sono state belle realtà commerciali, così, se così si può dire, sì, vicine al calcio a 5, e questo faceva veramente bene. Io sono stato 2 anni ad Augusta,
E dove- quindi conosci bene la realtà esatto, del calcio a 5. del calcio a 5 nazionale, fondamentalmente, e lì c'erano delle realtà importanti. Anche se adesso ultimamente sta soffrendo, no? Eh sì, quest'anno sta soffrendo in A2, però spero che per la società C'è che un lo cambio merita. generazionale probabilmente anche all'interno dell'Augusta. Ma che ben venga. Ben venga, ben Che ben venga. venga. Adesso tra poco commenteremo anche questo girone di Serie C1 con mister Zinna. Nel frattempo diamo subito lettura dei risultati del girone siciliano, risultati della 27esima giornata. Giulia. Arcobaleno Ispica, Real Calcio 5-1. Dilettantistica Regalbuto, Città di Leonforte 5-1. Ennese Arbor Sporting Club 5-5. Futsal Peloro Messina, Pro Gela 3-3. Mabbonat MM Futsal Club 0-3. Mascalucia Futsal Catania 6-3. Nissa Futsal Juventus Gaetano Scirea 8-2. Virtus Termini Azzurri Futsal Palermo 5-10. Allora ci scusiamo, abbiamo mandato una schermata non aggiornata, però il sunto è molto semplice, Palermo è ancora in vetta. Esatto, l'Azzurri Futsal Palermo continua la propria scalata verso il campionato di Serie B, anche se c'è ancora tutto in gioco, perché la prossima settimana ci sarà la difficile trasferta di Augusta contro l'Arbor, affamata di punti per gli spareggi playoff. E proprio la settimana prossima la Nisse inseguitrice che ottiene una bella vittoria 8-2 contro la Juventus Gaetano Scirea, giocherà fuori casa contro il Progela, quindi due scontri diretti che veramente a questo punto daranno luce al discorso promozione. Per quanto riguarda invece la lotta per i play-out, se c'erano delle squadre tranquille nelle scorse settimane, ora Ettore, vera e propria bagarre, perché il Regalbuto a 42 punti, Juventus Gaetano Scirea e Leonforte a 40 sono incluse nella lotta per evitare i play-out. Il Mascalucia a 39 punti ha vinto in casa una partita che poteva risultare assolutamente che era difficile, a dispetto di ciò che diceva la classifica, poteva risultare complicata, ha vinta per 6-3 dagli uomini di Previti, che a questo punto si portano a più 5 sulla Peloro, che invece viene fermata in casa sul 3-3. Allora, voglio sentire un po' il parere di Zina su questo girone di Serie C1, siamo in chiusura. Palermo ha dimostrato di essere ben organizzato. L'Augusta sembrava, insomma, la squadra augustana sembrava, insomma, di poter entrare nel giro della promozione. Come vedi il risultato finale di questo girone? Chi vedi favorito? Sempre gli Azzurri Futsal Palermo? Il campionato di C1 è sempre stato un campionato strano. È molto intenso. Molto intenso, molto strano, le prime si alternano da giornata in giornata. Diciamo che la squadra di mister Zapparata, dell'amico Roberto Zapparata, gli Azzurri Futsal, è quella che sta avendo un cammino più costante rispetto Tecnicamente alle anche altre. forse la più preparata? Tecnicamente ha due elementi molto molto validi, forse anche di un'altra categoria, che danno sicuramente una grossissima mano, quindi alla luce dei risultati e del cammino fatto fino adesso credo che sia l'anno loro. Benissimo, allora per chiudere i progetti per quanto riguarda la tua carriera al Centro Federale, che cosa ci puoi anticipare per la stagione? Beh, la stagione sta finendo, Chiaramente, questa anche in prospettiva. sta avvolgendo al termine, la prossima speriamo con il presidente Pergolizzi, col direttore Prezzavento e con tutto lo staff di poter aprire proprio il ramo calcio a 5. Non ti manca però il campionato quotidiano, cioè la partita settimanale? Perché poi dopo, sai, spesso e volentieri chi fa il selezionatore per le rappresentative alla fine, insomma, subisce il fatto che non ha la continuità e la quotidianità. Io devo dire che mi manca il rapporto con i giocatori, però lavorare con i bambini è molto più soddisfacente. È vero, sono assolutamente d'accordo. Ettore, io volevo fare una domanda al siamo mister. quasi in chiusura però, Sì. se risponde velocissimamente sì. Sì, io Ci volevo provo. chiedere qual è secondo il mister la grande delusione del campionato di C1 Di quest'anno. C1. La Peloro.
La Peloro. La Peloro. La Peloro Messina. Messina, che però vive bene perché nel calcio a 11 si sta comportando benissimo. Bene, allora ringraziamo Ivan Zin con la promessa comunque di ritornarti ad invitare, ti invito di nuovo perché insomma voglio approfondire il progetto anche federale. Volentieri. Insieme anche al presidente Carmelo Pergorizzi. In Volentieri. bocca al lupo per il proseguo di stagione. Salutiamo anche Alessio Patti. Ettore, una buona Ben serata, una buona ritrovato anche settimana a per la tutti i nostri prossima, un ben ritrovato anche per la prossima settimana. Esatto, Perché una buona chiaramente settimana continueremo a a tutti i parlare del campionato di telespettatori. prima categoria e del futsal. Esatto. Benissimo, grazie ad Alessio e salutiamo anche la bellezza di Giulia Bonaccorsi, la seconda penaltina all'interno della nostra trasmissione. Grazie Ettore, saluto te e tutti gli telespettatori che ci seguono sempre. Ti abbiamo visto anche nello spot di Donna del Mare, tanto per cambiare. Bene, chiudiamo quindi la nostra trasmissione rinnovando l'appuntamento alla prossima settimana, come al solito in diretta a partire dalle 19:30, la replica alle 23 e naturalmente anche la seguitissima replica del mattino del lunedì a partire dalle 8:30. Arrivederci a tutti e appuntamento alla prossima settimana.